Per gli azionisti è l'ennesimo terremoto finanziario. Alla fine di un convulso CDA, Veneto Banca si avvia alla ricapitalizzazione con la garanzia che l'invenduto verrà acquisito dal Fondo Atlante, nato per salvare appunto le banche in difficoltà. Ma le buone notizie finiscono qui perché Fondo Atlante, al suo secondo salvataggio dopo l'intervento sulla ricapitalizzazione di Banca Popolare di Vicenza, ha già posto una serie di precondizioni non di poco conto per l'intervento che precede la quotazione in borsa dell'Istituto Bancario di Montebelluna. La prima è la possibilità di ottenere almeno il 50,1% del capitale, cioè la maggioranza assoluta, per avere poi pieni poteri decisionali. Significa che l'intervento si annullerebbe se non si toccasse la quota di maggioranza. Eventualità comunque molto remota, visto che all'orizzonte non si profilano altri istituti bancari interessati ad intervenire ed anzi si sprecano le dichiarazioni di smentita e presa di distanza da parte degli istituti che i rumors volevano interessati all'operazione. La seconda condizione, non di minore importanza, è che le azioni verranno acquisite dal Fondo Atlante al prezzo minimo della forchetta, stabilita tra 10 e 50 centesimi, individuata per la sottoscrizione, come era successo anche per la Popolare di Vicenza. Quindi Fondo Atlante comprerà le azioni a 10 centesimi l'una. Su tutto pende il mare di procedimenti avviati dalle centinaia di azionisti che vedono andare in fumo il loro patrimonio e che già hanno depositato montagne di documenti e atti alle procure interessate. Ed è anche per questo che il Movimento dei Consumatori ha nuovamente invitato la banca ad avviare una procedura di conciliazione con gli azionisti per evitare, scrivono, un possibile Vietnam finanziario.